Illuminata da un pallido sole autunnale, una flotta di pescherecci salpati da Chioggia, da Caorle e da Pellestrina approda alla fondamenta delle Zattere. Negli ultimi anni non è la prima volta che i pescatori arrivano a Venezia per denunciare le difficoltà di un settore che, tra razzie del granchio blu, danni da mareggiate e aumento delle temperature dell'acqua, assedio di mucillagini e persino nuovi vincoli europei giudicati estremamente penalizzanti, sta affondando in una crisi profonda. Questa volta però la richiesta di aiuto che si alza dalla costa veneziana ha il sapore drammatico dell'ultima chiamata. I mesi appena trascorsi hanno lasciato macerie di un comparto che ora teme per la sua stessa sopravvivenza. Diciamo che è stata l'alluvione del 5 maggio, che poi si sono conseguite altre cause, perché di fronte all'alluvione poi c'è stata l'estate caldissima, le acque facevano 30 gradi in superficie, 28 a terreno, e l'innalzamento delle temperature, poi successivamente sono arrivate le mucillagini. Tutto questo ha creato anossia ed è morto tutto. 100% di moria di vongole, circa il 60% di cozze, pescherecci fermi e pescatori che tra poco potrebbero avere seri problemi persino a mettere assieme il pranzo con la cena. Un intero comparto che rappresentava un fiore all'occhiello dell'economia regionale e un'indiscussa eccellenza a livello nazionale si confronta su quello che è diventato un interrogativo drammatico. Il tema è: avremo ancora un futuro della pesca in Veneto e in Italia? Secondo l'Unione Europea no. Secondo i mercati commerciali invece sì, ma cosa accadrà? Che toglieremo produzioni locali di valore, con valore aggiunto di qualità e di proprietà organolettiche importanti, e avremo prodotto importato. Se questo è lo scenario, se la gente vuole questo. Una delegazione delle associazioni dei pescatori è stata ricevuta prima in Capitaneria di Porto, quindi in Prefettura e infine in Consiglio regionale. Sul tavolo non c'è solo la richiesta di aiuto per superare la crisi attuale, da estendere a Roma e a Bruxelles, ma anche un piano strutturale per fronteggiare una situazione che i cambiamenti climatici renderanno sempre più frequente. Dare la possibilità alle nostre imbarcazioni di fare le attività ecosistemiche, ossigenazione, traslazione di prodotto, quindi riseminare tutto il litorale veneto. Per fare questo ci vuole benzina e quindi questo andremo a chiedere alle istituzioni.